Cominciamo con il canto numero 46. Annunceremo il tuo regno, Signore, il tuo regno, Signore, il tuo regno. Regno di pace, di giustizia, regno di vita e verità. Il tuo regno, Signore, il tuo regno. Nei nostri cuori, il tuo regno, Signore, il tuo regno, regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo. Il tuo regno, Signore, il tuo regno. Annunceremo il tuo regno, Signore, il tuo regno, Signore, il tuo regno. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sia voi, miei fratelli e sorelle, oggi celebriamo una solennità grandissima. Con tutta la Chiesa celebriamo Gesù, Signore e Re dell'universo. Questa regalità universale di Cristo non ha nulla che assomiglia ai nostri poteri mondani. È la regalità di Dio che riempie di gioia e di speranza il nostro futuro. A questo regno apparteniamo tutti noi come Chiesa, come popolo credente, obbedienti al Signore Gesù, che ci invita a chiedere la manifestazione di questo regno di Dio nel mondo con la preghiera. E per celebrare degnamente quest'età chiediamo anche al Padre che ci soccorra con la sua benevolenza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato di pensieri, parole, per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita e Signore, pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore
Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo con la gloria. O Padre, che hai costituito il tuo Figlio, pastore e Re dell'universo, donaci di riconoscerlo nel più piccolo dei fratelli, perché quando Egli verrà nella gloria ci accolga nel suo regno di risurrezione e di vita, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Non passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da luoghi. Nuvolosi e di caliggi. Ciò becco farò riposare. Oracolo del Signore Dio, cerca della pecora perduta, e fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le passerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montone e capra. Signore il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine,
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non ha tutti i nemici sotto i piedi. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Alleluia, alleluia, alleluia. Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame nudo mi avete vestito, malato mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero, ti abbiamo accolto, nudo, ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, ma nel fuoco. Per il diavolo, per il giovane, ho avuto sete, non mi avete dato da bere, ero straniero, non mi avete accolto, nudo, non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche se allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, setato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito. Allora egli risponderà loro: verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al giudizio eterno, supplizio eterno, giusti invece alla vita
voi presenti, io vorrei oggi che la Chiesa fosse ricolma di gente. È una festa a fine anno che ci presenta Gesù, Signore e Re dell'universo. Concludente l'anno del liturgico, guardiamo a Lui, Gesù, il dono del Padre, via, verità, vita per noi, per ogni uomo. In Lui il Padre ha voluto mettere ogni potere in cielo e sulla terra. San Paolo, nella lettera ai Colossesi, indica la grandezza di quel regale Dio genera creatura. Per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Piacque al Padre di fare abitare in Lui ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose. Gesù è il suo disegno grandioso. Sua vita è universale, la sua regalità è unica, singolarissima, rassomiglia potenza umana. Il regno di Gesù è una realtà di amore che ha le sue radici profonde nel cuore del Padre. Non produce schiavitù, sofferenza, dipendenza, morte, no. Lui reca unicamente libertà, pace e vita nuova per ciascuno di noi, per ogni uomo. In un momento estremamente difficile, di estrema umiliazione, Gesù in catene come un malfattore dichiara di essere re. Ci sorprende questo che sta avvenendo. Pilato domanda a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù devo dare testimonianza alla verità, ma il mio regno non è di questo mondo. Altra cosa. Cosa vorranno dirci queste parole? Non ci inducono a pensare. È certo che lui deve raccontarci l'amore. È venuto per farcelo conoscere, per dirci che il Padre è la verità, non le nostre stupide, limitatissime verità. Lui è la verità e Lui vuole la nostra salvezza, la nostra gioia. Ed è proprio sulla croce, morendo per la salvezza dell'umanità, che Gesù esprime la sua regalità
manifesti in questo mondo che ha tanta bruttura. Ed è sulla croce che questo avviene. Dopo aver compiuto la sua missione, Gesù è ritornato al Padre, è salito al cielo, ma un giorno ritornerà nella gloria dei miei morti e il suo regno non avrà. Penso, crediamo anche noi. Il Vangelo di Matteo che abbiamo letto è la grande parabola del giudizio finale, che riguarda un pochino la nostra storia futura ed è anche il riassunto della bellezza del messaggio cristiano contenuto nella legge dell'amore, quando, fratelli attenti, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con i suoi angeli, siederà nella gloria e davanti a lui si raduneranno tutte le genti. Questo giudice universale voluto dal Padre verrà alla fine dei tempi. La vita che abbiamo bisogno di questa giustizia. Quel giudizio di Gesù ultimo è assolutamente necessario. Lo sentiamo profondamente come una necessità perché la storia abbia un senso e perché ogni uomo sia riconosciuto davanti a Dio. Prendendo l'immagine dal profeta Ezechiele, Gesù afferma che il Figlio dell'uomo un giorno separerà gli uomini gli uni dagli altri, come fa il pastore con le sue pecore. E poi a sinistra viene al termine perché benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché? Sentite, perché sono parole di Gesù concretissime. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, sete, mi avete dato da bere, ero un forestiero, mi avete accolto, nudo, mi avete vestito, malato, mi avete visitato, ero in carcere, e siamo andati a trovarlo per non aver fatto nulla di questo. Non hanno fede, sono condannati, dice Gesù. Il metro di misura sarà solo l'amore, solo. La salvezza dipenderà dall'aver amato, serviti i fratelli che abbiamo incontrato sul nostro cammino e avevano bisogno di noi. Quella sarà il contenuto del nostro giudizio. Quindi al tramonto della nostra vita, tutti noi, cristiani e non cristiani, tutti saremo giudicati sull'amore. Non saremo
saremo richiesti di mostrare le nostre prodezze, no, no, con le quali abbiamo fatto bella figura, no, saremmo richiesti invece, abbiamo amato il mistico spagnolo, lui ci dice così, saremmo richiesti alla fine della nostra solo se avremmo saputo amare, rispettare, servire fratello e la sorella che avevano bisogno di noi e che potevamo aiutare. Questo è quanto Gesù ci ha sempre insegnato e che oggi ricordiamo nel giorno di Gesù, Signore e Re dell'universo. Ci provvede promesse battesimali alle mie richieste, voi rispondete rinuncio e credo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni male. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, Figlio, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti, si è del Padre, lo Chiesa nella vita. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù, che ci ha liberati dal peccato, ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Facciamo la preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, Dio Padre ha voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo Gesù, Re dell'universo. Preghiamo perché il suo regno cresca nei nostri con il Signore, il tuo regno, Signore. per la Santa Chiesa di Dio, per chi annuncia la venuta del regno di Cristo, per chi predica il Vangelo della pace e serve gli uomini nella carità, noi ti preghiamo. Per le persone consacrate e quanti vivono fedelmente la loro totale donazione, testimoniando nel mondo le gioie del regno di Dio, noi ti preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i cristiani che obbediscono alle esigenti parole del Signore e per quanti invece si lasciano sedurre dalle parole del mondo, noi ti preghiamo. Per la nostra comunità
per i suoi giovani, per gli educatori e le famiglie, per la nostra farra di nostro amo. O Padre, che in Cristo Gesù hai inaugurato nel mondo il tuo regno di amore e di pace, concedici, dopo averti servito su questa terra, di vivere per sempre nella tua casa, per Cristo nostro Signore. Se Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e dell'amore dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Dentro sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, gradito oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Gesù, possa offrire sacrificio gradito al Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente. Il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù nostro, e candosi la pace, e umana redenzione, gettate al suo potere, assoggettando tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore, di pace, e noi uniti agli angeli, arcangeli, a tutte le dominazioni del cielo, cantiamo insieme
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo tu sei, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, consegnato per i suoi discepoli, e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, gli rese grazie e lo diede ai suoi discepoli: prendete, bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane, la vita, degni di stanza e servizio sale. Ti preghiamo umilmente il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro vescovo. Dietune a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in
tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la pace. La nostra volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di Corpo e sangue. Canto numero 448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodare è degno d'ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, tenerezza per ogni creatura. Canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, la sua mano provvede loro il cibo. Ti esalto, Dio
lodarti, Signore. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Gesù, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli. E gli secoli dei secoli. Paio di avvisi. Mercoledì 29 di novembre la famiglia francescana celebra i suoi innumerevoli beati santi, quelli che sono legati a Francesco, lo amano, sanno che è un punto di riferimento per loro. Prossimamente, in concomitanza con la visita pastorale dell'Arcivescovo Andrea Bruno, domenica 3 dicembre, nel Duomo di Gemona vi sarà una messa solenne presieduta da lui. In santuario invece le messe saranno celebrate agli orari consueti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Il 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Tanto pura Vergine sei, che il Signore discese in te, formasti il cuore al la mia Ave, ave.
Maria.